Serbia, reciprocità per sviluppo proficuo. Una delegazione serba del distretto di Zlatibor, in visita nel Medio Friuli e a San Daniele, ha siglato con il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti una memoria di intendimento, cioè un accordo di reciproco interesse, di un confronto tra le parti, coinvolgendo soggetti pubblici e privati, forze economiche e sociali, per la realizzazione di interventi finalizzati al progresso economico, allo sviluppo dei territori e all'integrazione sociale. Al sindaco ho chiesto di cosa si tratta e con chi ha firmato. Con chi l'abbiamo firmato? L'abbiamo firmato con la municipalità di Čajetina della vicina Serbia, con la quale oggi abbiamo iniziato, grazie a una collaborazione importante di un codroipese che si è impegnato a fare questo, dottor Antonio Ferraioli, abbiamo iniziato un percorso che auspichiamo foriero di sviluppi futuri, non solo per quanto riguarda il turismo, l'enogastronomia e i rapporti commerciali, ma soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo economico di un territorio come il nostro, che deve allargarsi e saper guardare anche alle vicine realtà territoriali, perché oggi il mondo è diventato molto molto piccolo e la Serbia è di fatto attaccata al Friuli Venezia Giulia e quindi anche a Codroipo, riprendendo quelle antiche tradizioni di cui vantiamo le nostre origini e il nostro nome, quindi tradizioni che derivano dall'antica Roma col cardo decumano, che ricordano il quadrivium e la nostra origine, passando appunto per la vicina Repubblica Veneta, che ci ha lasciato questa grande e bella villa di cui ci fregiamo, no? di ospitarne l'ultimo fasto di questa Repubblica, che aveva già precorso i tempi, e quindi noi oggi sigliamo questo importante atto per il territorio di Codroipo, ma non solo Codroipo, il Medio Friuli allargato fino a San Danielese. È una cosa molto importante dal punto di vista politico per chi voglia fare non solo amministrazione spicciola del proprio comune, ma voglia lasciare qualcosa in eredità ai propri figli. Per il Ponte News, Marco Mascioli.